Buongiorno, oggi andremo in Sardegna a parlare con Stefano, responsabile del Centro Educazione Ambientale alla Sostenibilità e Museo Faunistico della Foca Monaca. A pochi passi dall'acquario, il Centro di Educazione Ambientale ospita una collezione di oltre 300 esemplari della fauna sarda inseriti all'interno del loro habitat naturale, ricostruito realisticamente grazie a dei diorami ricchi di particolarità e profumi. Il viaggio all'interno del Centro di Educazione Ambientale spazia dalle montagne alle zone umide e si conclude nella sala della Foca Monaca per rivivere, anche tramite vecchie immagini, un tempo passato e riflettere sull'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente. Buongiorno Stefano. Buongiorno Daniela, siamo lieti di poter comunicare con voi e di poter far presente anche questa piccola realtà sarda. Bene, perché con te Stefano affronteremo quello che è un ambiente particolarissimo. Siamo in Sardegna, siamo a Calagonone e tu gestisci quello che è il Centro Educazione Ambientale di quest'area, che in realtà racchiude un po' tutto della Sardegna. Ce ne vuoi raccontare? Sì Daniela, hai fatto la giusta presentazione. Il Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità è un centro di esperienza che ha una certificazione ambientale della Regione Sardegna. Siamo inseriti nella rete SIQUAS dei centri accreditati della Regione Sardegna ed è un riferimento per quanto concerne le tematiche della sostenibilità sia per i ragazzi in età scolare, dalle scuole materne fino anche all'università e ovviamente svolgiamo un'attività di coinvolgimento anche per la popolazione turistica. Bene, quindi immagino che sia una struttura aperta bene o male tutto l'anno e che dividiate le attività che appunto come mi stavi raccontando per un discorso invernale magari con le scuole e un discorso estivo, eventi estivi. Vai, raccontaci proprio nel dettaglio quello che fate in questo centro. Sì, esatto. Il centro di educazione ambientale nasce ormai quasi 20 anni fa perché nel 2002 si è intrapresa questa avventura. All'epoca si parlava poco ancora di tematiche ambientali in Sardegna, nonostante che sia una Sardegna molto propensa alla sostenibilità, all'ambiente selvaggio, alla natura incontaminata, però un centro che potesse dedicare veramente la propria attività all'educazione ambientale era ancora poco conosciuto alla popolazione locale. Questa intrapresa ha portato delle soddisfazioni e anche delle esperienze molto significative. L'attività viene svolta, come anticipavi, nel periodo invernale con le scolaresche, quindi con attività laboratoriali, progetti di didattica ambientale che vengono svolti in classe, ma anche con lezioni itineranti nel territorio, quindi le meravigliose montagne del Supramonte Marino di Calagonone, ma anche nella costa, quindi le escursioni a mare con navigazione sottocosta e visita alle cavità carsiche più famose del Mediterraneo, le grotte del Due Marino. Quindi conoscenza degli ambienti carsici, conoscenza degli ambienti lacustri marini e questo percorso di educazione ambientale non fa altro che attivare la coscienza a partire dalle generazioni più piccole, ma soprattutto stillare dentro degli individui quella sensibilità ambientale di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno per avere un approccio alla sostenibilità nel modo più corretto.
Quindi un modo anche diverso, volendo, per chi viene in Sardegna per fare trekking, per fare escursionismo, ma anche per fare semplicemente una vacanza al mare, di poter conoscere anche quello che è la Sardegna dal punto di vista ambientale e quindi magari portare anche un po' più di rispetto quando si viene in vacanza, potrebbe essere un'idea. Esatto, questo è il messaggio che si vuole lanciare, di una Sardegna sostenibile, di una Sardegna attenta all'ambiente, alle tematiche ambientali, a un'istruzione che parte anche e si dedica anche alla popolazione turistica. Quindi i turisti che spesso individuano la Sardegna come destinazione che ha un potenziale enorme sul profilo ambientale legato sia al mare che alla montagna. Dare uno spaccato di ambienti così vari all'interno del nostro percorso museale dà l'opportunità alla popolazione turistica di poter conoscere delle specificità che probabilmente ai più sono nascoste. Nel percorso museale sono presenti diversi ambienti marini, fluviali e montani. Abbiamo ricostruito i diorami. Il Centro di Educazione Ambientale all'interno infatti ha realizzato un percorso museale dedicato alla foca monaca e a oltre 300 esemplari della fauna sarda, animali endemici del nostro territorio che pochissimi conoscono e hanno la possibilità di poter osservare da vicino grazie a una meticolosa ricerca attuata da noi in collaborazione col Corpo Forestale, che ha raccolto animali trovati morti per cause naturali e poi inseriti in questo percorso museale che ha del fantastico in quanto si simula un percorso naturalistico realistico. Bello, molto interessante direi. Immagino che lavorando sia con i ragazzi sia con i turisti di aneddoti in queste cose che appunto magari non sono più conosciute ai più possano essere successe, qualcosa di divertente magari. Sì, tante avventure e anche situazioni insolite che a volte diventano consuetudine, perché a me piace sempre ricordare quando tanti anni fa vidi per la prima volta la balenottera comune, il più grande mammifero marino che abbiamo sui nostri mari, avvicinarsi lungo la costa di Calagonone a circa 300 metri dalla linea di battigia. Le balene infatti annualmente fanno capolino, fanno la loro presenza sul Golfo dei Rosei e questa è un'occasione per poter fare avvistamento, whale watching, sia appunto per quanto riguarda il monitoraggio, la ricerca scientifica, ma anche per tutti i curiosi, per tutti gli amanti discreti della natura che con molta sensibilità possono avvicinarsi alla giusta debita distanza e poter osservare questi meravigliosi mammiferi marini. Beh, che dire Stefano, io ti ringrazio e ti vorrei lasciare con l'auspicio di poter venire presto magari a fare una diretta live in una di queste esperienze insieme, insomma, e farla Daniela, vedere ai nostri follower. Sì, Daniela, ti aspettiamo veramente, sarà un'occasione per poter veramente accompagnarvi in questo itinerario straordinario tra calette nascoste, grotte e falesi a picco sul mare e soprattutto in questo periodo si iniziano già a vedere sui cieli i voli del falco della regina che dal Madagascar arriva in queste falesi per poter nidificare e trascorrere la primavera, l'estate e nell'autunno poi risalutarci per ripartire nuovamente verso lontane terre. Assolutamente, a tutti gli amanti della Sardegna che già conoscono e che invece devono ancora scoprire, un invito a farla anche in modo un po' diverso dal solito, magari, che la Sardegna ha sempre quella cosina di non stufarci mai, insomma, in nessun settore. Grazie Sì, Stefano, grazie per la disponibilità.
Ti ringraziamo di averci accolto in questa bellissima trasmissione, un'ottima idea di presentare un territorio così vicino, entrare nelle case della gente. Esatto. Grazie. Grazie a te Stefano, ciao e buona Vi giornata. salutiamo, buona giornata a voi, ciao.